è un io non piglio un po' massimo. ma lo sport. Non lo so. No, cara le scorciatoie. Io dicevo così, questo e poi ci vedo la pasta. Cos'è qua? Aspetta qua, perché diciamo sport personale, utilizzo, come si chiama? Il dominato 8. La nostra pasta lo dice. Solo, eccolo qua.
O Gesù Salvatore, immagine del Padre, Re immortale dei secoli, luce eterna, luce, speranza inestinguibile, tu che da Maria Vergine prendi forma mortale, ricordati di noi. nel grado del Natale presentiamo Cristo, La terra, il cielo e il mare acclamano il tuo avvento, o Figlio dell'Altissimo. redenti dal tuo sangue, A te sia gloria, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Il Re della pace viene nella gloria, tutta la terra desidera il suo volto. Seduti. Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell'alto, si china a guardare nei cieli e sulla terra? Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Com'era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insieme, il Re della pace viene nella gloria, tutta la terra desidera il suo volto. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetti i tuoi figli. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Com'era nel principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Oggi il Verbo eterno, generato dal Padre prima dei secoli, ha umiliato se stesso, per noi si è fatto uomo mortale. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Oggi il Verbo eterno, generato dal Padre prima dei secoli, ha umiliato se stesso,
per noi si è fatto uomo mortale. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Oggi lo saprete, il Signore viene. Col nuovo giorno vedrete la sua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei Re. Come lo sposo dalla stanza nunziale, egli viene dal Padre. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei Re, come lo sposo dalla stanza nunziale. Egli viene dal Padre. Adoriamo Cristo, che umiliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenne simile a noi in tutto, purché nel peccato. A Lui si innalzi la nostra preghiera. Per il mistero della tua nascita, salvaci, o Signore. Tu, che entrando nella storia hai aperto alla nuova, era predetta dai profeti. Hai voluto rivestire la nostra condizione mortale. Si luce ai ciechi, vigore ai deboli, conforto ai sofferenti. Sei nato nell'umiltà del presepe. Guarda i popoli del mondo e dona loro verità e pace. Hai portato agli uomini il lieto annunzio della salvezza. Risplendere agli occhi dei morenti la speranza della nuova nascita nel tuo Figlio. Sei disceso sulla terra per farci salire al cielo. Riunisci con te nella gloria i nostri fratelli defunti. Ottavo giorno prima delle calende di gennaio, luna decima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli
da quando dopo il diluvio l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei, 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace. Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda, dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dio. Ed in terra pace agli uomini.
Figlio di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Padre, che ti vieti ogni anno con l'attesa della nostra redenzione, concedi che possiamo guardare senza timore, quando verrà come il giudice il tuo unico Figlio che chiamiamo in festa come Redentore. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Per amore di Sion non piangerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più terra devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia, canterò per sempre. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele, canterò per sempre l'amore del Signore.
Dagli Atti degli Apostoli. Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, nella sinagoga, si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini di Israele, e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Poi suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri». Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali». Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è ingenerato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Abbiamo cantato poco fa il Gloria e ogni domenica, fatta eccezione per i tempi di Avvento e di Quaresima, noi insieme proclamiamo quel Gloria. Le prime parole del Gloria sono le parole pronunciate dagli angeli proprio la notte di Natale. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi le ripetiamo ogni domenica queste parole, ma quando nella nostra vita personale ci sono degli avvenimenti negativi o nella nostra vita sociale, come il periodo della pandemia che stiamo vivendo, incontriamo delle difficoltà grosse, non ci sorge forse il dubbio se siamo amati dal Signore. In questo periodo, soprattutto chi sta subendo le conseguenze più gravi della pandemia, non gli è sorto in mente l'interrogativo: ma il Signore mi ama? O noi come comunità civile e religiosa ci poniamo l'interrogativo: ma il Signore ci ama? E tutte le preghiere che abbiamo fatto, a iniziare dal Papa, i Vescovi, tutti i fedeli, dove sono andate a finire? È una domanda che io mi sono fatto, è una domanda che forse tutti ci siamo fatti. Il Natale ci dà una risposta, perché il comportamento di una persona è un comportamento che la persona ha complessivamente, non che il singolo atto, voglio dire, è un castigo di Dio, la pandemia non è un castigo di Dio, ma Dio nella storia dell'umanità ha dimostrato effettivamente di amare gli uomini. E il modo più grande è proprio quando ha permesso che il suo figlio Gesù diventasse un uomo come noi, venisse sulla terra, per farci un dono grandissimo, che lui solo, che era Dio, poteva fare, quello di liberarci dai peccati. La Vergine darà alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. Il termine Gesù significa colui che salva. Gesù è venuto nel mondo per salvarci dai nostri peccati, per darci la possibilità di ritornare in un rapporto di figliolanza e di amicizia con Dio come era quello dei primi uomini. C'è un amore più grande di questo? Di un Dio che lascia il paradiso per abbassarsi alla nostra natura di uomini? Per condividere la nostra condizione di uomini, in tutto simile a noi, tranne che nel peccato, con anche le sofferenze che la vita dell'uomo comporta. Se noi leggiamo il Vangelo, la vita di Gesù non è una vita molto comoda, a iniziare dalla nascita. No, questo non l'abbiamo fatto più bello perché sennò paglia di troppo qua. Ma nella mangiatoia di una stalla è stato posto Gesù. Nella mangiatoia di una stalla, sulla paglia. E la paglia punge la paglia. Quindi poi tutta la vita di Gesù è una vita fatta di sofferenze, proprio per dimostrarci che l'amore di Dio non si dimostra rendendo facile la vita,
che l'amore di Dio si manifesta anche attraverso le difficoltà che ogni uomo come singolo o come comunità deve affrontare. Quindi ecco la prima risposta. Dio ama l'uomo? Lo ama e come? Lo ha dimostrato storicamente permettendo che il suo figlio Gesù venisse sulla terra, diventasse un uomo come noi e ci liberasse dai nostri peccati. E poi c'era un altro nome che veniva dato a Gesù. La Vergine concepirà, darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Emanuele, Dio con noi. Gesù è colui che è sempre con noi. Non è che è venuto 2000 anni fa, si è fatta una passerella di 33 anni, se n'è ritornato in paradiso, dice adesso io ho fatto quello che dovevo fare, ve la vedete voi. Gesù è sempre presente in mezzo a noi. Io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. E non è questa una dimostrazione di amore? Il rimanere in mezzo a noi sempre, il rimanere in mezzo a noi nonostante tutto, perché poi non lo rifiutiamo, non lo accogliamo nel modo giusto, lo disprezziamo, però Gesù è in mezzo a noi. Allora, Dio ci ama? Diamola adesso la risposta. Dio ci ama perché? Perché ha mandato il suo figlio a liberarci dai nostri peccati. Dio ci ama perché il suo figlio Gesù lo ha fatto rimanere in mezzo a noi ed è in mezzo a noi fino alla fine del mondo. E allora, altro che ci ama. Ed ecco perché allora, diceva con la seconda lettura, non dobbiamo sentirci abbandonati. È una tentazione questa, quella di sentirci abbandonati. Il Signore non ci abbandona mai. Anche se una mamma si dimenticasse del proprio bambino, io non mi dimenticherò mai di te, dice il Signore. Di giorno, di notte, io veglio su di te. Questo è il Dio nel quale noi crediamo. Quel Gesù di cui celebriamo con la nascita del Natale. Un Dio che ama l'uomo, che è vicino all'uomo, che non lo abbandona, anche se ci sono situazioni difficili. Certo, una pandemia comporta gravi difficoltà, ma forse ci dovremmo porre l'interrogativo. Che cosa il Signore ci vuole insegnare? Premesso, torno a ripetere, che non è un castigo da parte di Dio, ma che cosa il Signore ci vuole insegnare? Non la stiamo comprendendo questa lezione? Io ho l'impressione di no. Ho l'impressione di no. Forse Dio ci vorrebbe far capire che siamo tutti quanti uguali, che dovremmo eliminare tutte queste grandi discriminazioni che ci sono tra chi ha moltissimo e chi manca dello strettamente necessario, ma non l'abbiamo capito. Quelli che analizzano la situazione ci dicono che, come ogni cosa, anche la pandemia finirà, ma alla fine della pandemia quelli che sono ricchi saranno molto più ricchi e quelli che sono poveri saranno molto più poveri. E allora non abbiamo capito niente. Non abbiamo capito niente. Il Signore, attraverso questa condizione concreta, forse senza forse, ci voleva far comprendere che siamo tutti quanti sulla stessa barca, come ha detto Papa Francesco, no? Che siamo tutti uguali, che tutti dobbiamo andare avanti nella stessa direzione e fare la nostra parte, non chi tira da una parte e chi tira dall'altra, ma per ritornare col discorso, dovendo dare una risposta, Dio ci ama? Possiamo cantarlo il Gloria? O dobbiamo sopprimerla questa frase? Possiamo continuare Possiamo continuare a cantare il Gloria e a dire che Dio ci ama. E quella frase che abbiamo ripetuto dopo la prima lettura deve essere un programma della nostra vita. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Io sono pienamente convinto che il Signore mi ama, anche nei momenti della difficoltà, anche quando io non riesco a comprendere
perché il Signore permette che nella mia vita accadano determinate cose, ma io non dubito che il Signore mi ama. E allora canterò l'amore del Signore sempre, in ogni circostanza. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Questo è l'esempio del santo Giobbe. Questo è l'esempio dei santi ed è questi esempi che noi dobbiamo prendere. E allora usciamo da questa celebrazione con questa convinzione che il Signore ci vuole bene sempre, che noi stiamo vivendo una situazione certamente difficile. Non sappiamo quando finirà, come finirà, una situazione difficile, ma il Signore è Gesù, colui che ci salva, ed è l'Emmanuele, il Dio con noi, è sempre con noi, cammina in mezzo a noi, accanto a noi e insieme con noi marcia verso il superamento della condizione che stiamo vivendo. E noi dobbiamo veramente chiedere perdono al Signore dei momenti in cui dubitiamo della sua bontà, in cui mettiamo in dubbio che Egli ci ama, e dobbiamo chiedere: Signore, rafforza la mia fede e fammi comprendere che veramente Tu mi ami. Lo hai dimostrato nella storia dell'umanità e ognuno di noi potrà dire: lo hai dimostrato in tante circostanze della mia vita che mi ami. E allora perdonami se io qualche volta dubito di questo e rafforza la mia fede in Te. Se noi abbiamo questa convinzione, questa fede profonda, riusciremo ad affrontare meglio la vita di ogni giorno, perché se il Signore è con noi, di chi dobbiamo temere? Che cosa dobbiamo temere? Nulla è impossibile a Dio, dicevano le letture di domenica scorsa. Con il Signore accanto noi saremo capaci di procedere anche in mezzo con le difficoltà, senza cadere nella sfiducia e nello scoraggiamento, mantenendo quella serenità. Vi ricordate domenica scorsa, la pace dobbiamo chiedere al Signore. La pace che è la serenità interiore di essere capaci di affrontare ogni situazione senza perderci di coraggio, senza cadere nella disperazione. La disperazione è una delle tentazioni. C'è gente che di fronte alle difficoltà si ammazza, È uno dei pericoli che gli studiosi di psicologia commettono in risalto attraverso gli studi che fanno, che dicono che uno dei rischi è proprio questo, che più gente non resiste alla situazione e arriva a togliersi la vita, che è una cosa bruttissima, che uno non dovrebbe mai pensare, nemmeno pensare, ma la nostra fede ci viene incontro e ci dice: vai avanti, io sono con te. E quindi noi, senza preoccuparci del domani, ma tra un mese come sarà la situazione, ma tra 6 mesi come sarà la situazione, abituiamoci a vivere alla giornata nel senso buono. Io mi sveglio la mattina, Signore Gesù, ti ringrazio che mi hai fatto vedere questo nuovo giorno, ti chiedo di starmi accanto tutto il giorno e di vivere insieme con me quello che si presenterà. Dammi la mano e procediamo qui insieme. E poi il giorno seguente è l'unico modo, penso, per poter vivere serenamente. Perché se noi ci carichiamo di molti pensieri, ci facciamo schiacciare. E attenzione che l'equilibrio mentale, dicono gli studiosi, a me piace collegere quello che dicono gli studiosi, che poi ne sentiamo di tutti i colori, e dicono che quando noi usciremo dalla pandemia, perché vedete ci sono state pestilenze, guerre, no, durano un certo periodo e poi finiscono. Quando usciremo dalla pandemia sarà finita la malattia del Covid, ma già la vedo un poco squagliato, ce l'avremo tutte quante. E allora cerchiamo di vivere bene, soprattutto così, e affidarci al Signore, e oggi, che è il giorno di Natale, rinnovare la nostra fede nel Signore e riprometterci di vivere la nostra vita ogni giorno insieme con Lui.
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. In Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E proprio nello Spirito Santo e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre che ha mandato suo Figlio Gesù a rinnovare l'umanità e riunirla in una sola famiglia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha operato nuove vie di libertà e di pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Francesco, per tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, raggiungono con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti, ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per gli ultimi e gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa della guerra e povertà, la tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio, susciti nella comunità cristiana atteggiamenti di benevolenza e di cura. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti, rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace cantato con gli angeli, che ci aiuti a fare della nostra vita una continua lode. Noi ti preghiamo. Ascolta, Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del Cristo tuo Figlio dal grembo della Vergine Maria la tua inesauribile bontà. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi al tuo popolo, Signore, di celebrare con rinnovato fervore questo sacrificio nella vigilia del grande giorno che ha dato inizio alla nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del Tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo ed il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Conceda anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Per la comunione, quelli che siete nei banchi venite al centro, quelli che siete nelle navate rimanete al vostro posto, passa il diacono. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. Concede a noi, o Padre, di attingere nuova vita da questa annuale memoria della nascita del tuo Figlio unigenito, che si fa nostro cibo e bevanda nel sacramento di salvezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Innanzitutto un chiarimento. Mi è stato chiesto se questa messa vale per la domani. E allora, tutte le messe della vigilia delle feste sono valide. Domenica è festa, la festa ordinariamente è la domenica, la sera di sabato è valida per la domenica. Poi ci sono delle solennità. Oggi è una solennità, il 1 gennaio Maria Santissima, Madre di Dio, è una solennità, il 6 di gennaio è una solennità, la solennità dell'Epifania. Vi cito queste che sono più vicine. Chi partecipa a messa il 31 di dicembre, chi partecipa a messa il 5 di gennaio adempie al precetto. Non so se sono stato chiaro. Quindi tutte le vigilie delle feste sono come se uno avesse partecipato il giorno della festa. Quindi concludiamo questa celebrazione, portiamo, come vi dicevo, dentro con la serenità del sapere che il Signore è sempre con noi e quindi non dobbiamo perdere la fiducia guardando al nostro futuro, perché il Signore ci conduce sempre verso un futuro positivo. E poi un augurio a tutte le famiglie, a quelle che oggi hanno grosse difficoltà, ma è un invito: scopriamo il valore della famiglia, il fatto che dobbiamo stare in famiglia, scopriamolo questo, dello stare insieme in famiglia. E mi permetto di dire che un atteggiamento particolare nei confronti dei bambini. Io penso spesso ai bambini, no? Ai nostri bambini, ai bambini in genere, che stanno vivendo questa situazione. E nel periodo della loro vita che doveva essere il più spensierato. Quando saranno grandi che cosa si ricorderanno? Che portavano la mascherina, che non potevano andare a scuola, che venivano al catechismo e li imparavamo con la uno su una siepe, non ti muovere qua. Quindi almeno in famiglia cercate di fargliela pesare di meno questa situazione, perché noi siamo grandi, dovremmo essere più resistenti a certe situazioni. Ma ecco, qualcosa che mi permetto di dire perché lo sento veramente, perché io quando penso, vedi i bambini nostri, già sono venuti per la novena, volevano mettersi vicino, più di 3 no, tocca, no. Poi domenica scorsa alle 9 abbiamo avuto il problema, per cui sapete che abbiamo aggiunto un'altra messa. Quindi noi celebreremo in pratica ogni festa 6 messe. Quella della vigilia e poi 5 messe il giorno della festa, 8, 9 e mezzo, 11, 6 e 7. Chi non vuole partecipare non partecipa, per gli altri la possibilità c'è. Ringrazio il servizio d'ordine questa sera, vedete? Siamo tutti a posto con le regole che ci danno, perché è giusto così. Quindi domani ci saranno altre 5 messe, chi vuole partecipare, sempre con le stesse regole, potrà farlo. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunziare ai pastori la grande gioia del Natale del Signore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Che la gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.